Decor Casa Caliri. Veste la tua casa. A Barcellona Pozzo di Gotto. Shop online decorcasa.eu. Signore e signori, si comincia così nei programmi televisivi importanti. Benvenuti alla prima puntata di Musica e dintorni da Giuseppe Santamaria e Anna Maria Lanza. L'idea di questo programma nasce dalla passione per il nostro territorio. Alla passione si unisce il gusto di scoprire e, perché no, di riscoprire quelle che sono le bellezze non solo paesaggistiche della provincia di Messina. Musica e dintorni farà proprio questo e farà vedere a chi vive vicino a noi quelle che sono le bellezze di cui a volte ci dimentichiamo, ma soprattutto attraverso la televisione e il web farà scoprire a chi chiaramente vive lontano da noi quello che può offrire la provincia di Messina. Sì, infatti Giuseppe, in ogni puntata visiteremo un comune diverso della nostra provincia. Oggi siamo proprio a Barcellona Pozzo di Gotto e scopriremo questa bellissima città e come in ogni viaggio che si rispetti non può mancare di certo la musica. Direi proprio di sì. Proporremo infatti alcuni artisti del nostro territorio e video tratti dal tour estivo 2015 della nostra band, cioè Atmosfera Blu. Hai fatto bene a ricordarlo perché a Giuseppe Santamaria e Anna Maria Lanza, insieme ad una band che scoprirete durante le puntate, forma il gruppo Atmosfera Blu. Allora, dicevi di accendere la radio? Iniziamo questo viaggio allora? Con la radio? Allora, Accendiamo. ci colleghiamo con gli studi di Radio Italia anni 60 dove ci aspetta Santino Gugliotta. La radio in TV, anche se sarebbe più corretto dire la TV che cede la linea alla radio. Non siamo nello scantinato, ma siamo negli studi di Radio Italia anni 60 a Messina. Anche oggi abbiamo il piacere, all'interno di questo nostro spazio che siamo conquistati a fatica, di avere un ospite. E che ospite? Salve, sono tutti particolarmente presi ovviamente dall'emozione, dovete capire, chissà, magari qualcuno di questi talenti un domani lo potremo vedere in qualche televisione importante. Già abbiamo cominciato bene con la radio, no, ma anche con la televisione. Noi abbiamo il piacere oggi di avere qui invece Angela Santamaria. Angela Santamaria, questo cognome mi ricorda qualcosa. A proposito, saluto Giuseppe e salutiamolo. Salutiamolo, anche tu lo saluti affettuosamente, senz'altro. Sì. Allora, da dove vieni? Da Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Provincia di Messina, non ci posso che credere. D'altra parte questa trasmissione vuole proprio sempre più valorizzare il nostro territorio, anche perché no, grazie alla musica. Cosa fai di bello tu nella vita? Allora, nella vita sarei un archeologo. Che significa sarei? Sarei quando in realtà svolgo un altro lavoro. Lavoro in profumeria. Lavoro in profumeria? È la stessa cosa, proprio uguale. Sì, ho capito. Ma in futuro speri di poter questa attività metterla in pratica? Sì. Quella... Ma anche cantare mi piacerebbe molto. Diciamo che c'è una certa differenza, ma... Vabbè, potresti cominciare già a utilizzare Giuseppe a proposito di archeologia come cavia. Oggi, domani. Come reperto. Come reperto archeologico. Musica e dintorni, cosa ti fa pensare, Angela? Ad una grande passione. La musica? Sì. E i dintorni? I dintorni possono essere appunto le trasmissioni radiofoniche, le varie occasioni che si vengono a creare per mettere in pratica quello che uno ama. D'accordo, allora grazie ad Angela Santamaria, grazie fino a un certo punto perché naturalmente deve cantare. E che canzone? La prima canzone straniera di questa serie, una splendida canzone a dire il vero di Adele, Rolling in the Deep. Finally, I can see you crystal clear.
davanti al Palazzo Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Andiamo insieme a trovare il sindaco. Buongiorno signor Sindaco, grazie per aver aderito alla nostra iniziativa. Sindaco Materia, a lei a questo punto il compito di presentare al nostro pubblico la sua città. Prego. La ringrazio, intanto grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Lei sa e come sanno i telespettatori, io sono un neosindaco, mi sono insediato appena il 17 giugno del 2015 di quest'anno appunto. La mia città, Barcellona Pozzo di Gotto, è una città a mio avviso accogliente, che sicuramente necessita una revisione sicuramente come decoro urbano e come verde pubblico e come spazi pubblici, e proprio su questo si è concentrata l'attività dell'amministrazione nei 4 mesi appunto che si sono succeduti a quel 17 giugno appunto dell'anno corrente. È una città, dicevo, accogliente perché innanzitutto piena di tantissime attività commerciali fiorenti, e infatti questo è anche uno dei tanti motivi per i quali sicuramente veniamo ad essere visitati da tanti cittadini di comuni limitrofi, ma non solo per questo, è fucina di tanti movimenti culturali e di tante sedi architettoniche di pregio e di antica tradizione. Sono tutti motivi che, insieme a una buona enogastronomia, insieme a un bel litorale che è stato ristrutturato tanti anni fa, chiaramente in riferimento ai periodi estivi, e insieme a quella parte collinare sicuramente magica perché dista solo 4 km dalla linea costiera, già ci dà un'immagine di come questa vallata, diciamo, che accoglie appunto nella sua centralità Barcellona Pozzo di Gotto, è diventata un luogo da visitare, un luogo da vedere e un luogo dove sicuramente necessitano anche tante iniziative che già abbiamo messo in campo e necessitano sicuramente tante attenzioni da parte dell'attività amministrativa. Ho notato che c'è una nuova vitalità, c'è una nuova speranza, c'è una nuova gioia nei giovani e c'è una nuova fiducia negli imprenditori. Questo mi fa ben sperare, perché insieme a determinate strutture, fra cui vorrei ricordare il Teatro Mandanici, una delle strutture moderne e più belle del Meridione, di poter essere fucina non solo di grande cultura, ma anche di grandi momenti teatrali, di lirica, di prosa o di musica. Ci sono tante altre cose belle da vedere e visitare. Sicuramente abbiamo un insieme architettonico che riguarda le nostre chiese, la chiesa di San Giovanni, la chiesa dell'Immacolata, e non voglio offendere le altre perché l'elenco sarebbe molto lungo, da Pozzo di Gotto a tutte le altre nostre periferie, che rappresentano un orgoglio cittadino e che sono veramente delle strutture da visitare, perché racchiudono dentro le proprie mura tante e tante bellezze artistiche e architettoniche veramente di pregio. Ma non finisco qui, abbiamo tante altre zone che sicuramente con delle piccole modifiche possono diventare luoghi di attrattiva e possono diventare sicuramente momento di visita da parte di tante altre persone, non solo dei nostri cittadini, i nostri 42.000 abitanti quasi. Questa è la nostra città di Barcellona e questo è l'orgoglio di un sindaco neoeletto che farà di tutto per dare più servizi, ma per dare più vivibilità ai propri cittadini. Grazie davvero signor Sindaco per il suo intervento, e adesso scopriremo la città attraverso proprio le immagini. Buongiorno, grazie.
Grazie Anna e grazie soprattutto al sindaco, dottor Materia, per il suo intervento e per la sua presentazione. Scopriamo insieme al primo ospite, che porta il nome di Gianluca Sidoti, assessore di questa amministrazione Barcellona Pozzo di Gotto, scopriamo insieme a lui il Teatro Mandanici. Siamo all'interno di questa struttura, uno dei 10 teatri della provincia di Messina. Assessore, un caro saluto dai nostri telespettatori. Saluto a tutti voi e a tutti i telespettatori sicuramente. Assessore, possiamo considerare questa struttura come il fiore all'occhiello di Barcellona Pozzo di Gotto? Sì, diciamo possiamo considerare oggi quello che è la nostra struttura di punta, anche perché è così che si è posizionata nella sua breve, chiamiamola così, vita teatrale che è iniziata nella scorsa stagione. Sia lo scenario che ci circonda e la suggestiva, diciamo, location che abbiamo alle spalle fa sicuramente capire come questa struttura possa ricoprire un ruolo primario in quelle che sono appunto lo scenario dei teatri siciliani, ma io mi vado oltre, dico anche italiani. Italiani, direi di sì. Io insomma mi sento, non sono proprio al mio posto, perché avrei preferito fare questa intervista sopra il palco, però il nostro regista ha detto no, facciamola qui perché così c'è la luce, quindi Salvatore sto facendo contento te perché io sarei stato meglio sul palco. Comunque teatro veramente straordinario, e teatro che ha avuto una storia, diciamo così, un po' particolare. Possiamo raccontare qualcosa? Sì, sicuramente il Mandanici per Barcellona rappresenta un pezzo di storia, una storia che inizia nel 1844 con quella che è stata la prima struttura teatrale del nostro comune, che però vede un epilogo drammatico nel 1967, quando venne demolita a causa dei danni causati da un incendio. Da quel momento in poi si ferma quindi la storia del Teatro Mandanici a Barcellona fino ai primi anni 90, in cui inizia quella che è la costruzione in un luogo diverso da quello originario, che era l'ex Monte di Pietà. Nasce qui nella Villa Primo Levi, quindi le basi di questa struttura. Dagli anni 90 c'è poi una lentezza e un vuoto che viene poi colmato nei primi anni del 2000 fino alla conclusione nel 2007 dei lavori e all'inaugurazione che oggi ci vede qui in questa... Finalmente. Finalmente dopo tanti anni, ma del resto insomma le cose belle si fanno aspettare, quindi prendiamo questo lato positivo della medaglia. Oggi possiamo anche dire che non siamo più, almeno nelle nostre zone, perché poi noi parliamo della nostra Barcellona, non siamo più tanto abituati ad andare a teatro, anche se la programmazione di questa struttura è stata veramente importante ed ha portato gente al teatro. Sì, sicuramente i tempi sono diversi rispetto a quando i teatri erano l'unico punto attrattivo di una società. Oggi realmente, a parte gli appassionati, bisogna impegnarsi a portare i cittadini all'interno del teatro. Come dicevo prima, la breve vita di questo teatro finora ha dato buone soddisfazioni, ha visto, spettacoli anche di una certa importanza, di una certa valenza nazionale. L'impegno dell'amministrazione deve essere quindi in questo senso: innanzitutto puntare a recepire una programmazione importante che possa attrarre e invogliare al di là delle generazioni, diciamo. Esatto, così. Esattamente, puntare soprattutto alle nuove generazioni, a far capire che un teatro va vissuto, perché è da lì che nasce il cuore della cultura e è da lì che si può poi andare a capire quello che è tutto un mondo, quello il mondo dell'arte, il mondo della cinematografia, il mondo del teatro. E questo è lo spirito con cui l'amministrazione comunale, in una futura programmazione, come dicevamo, dietro le quinte, cercherà di indirizzare il proprio operato.
Sì, sicuramente ci siamo impegnati fin dall'inizio del nostro insediamento a questo fine e puntiamo in alto perché il nostro risultato deve essere importante per la città e per i cittadini. Puntiamo a gestire un teatro direttamente in house con quelle che sono le strutture comunali, garantendo oltre a quello che può essere le stagioni, garantire anche un contorno al Mandanici, contorno che si va a concretizzare in quelli che poi potranno diventare laboratori teatrali, laboratori appunto cinematografici, insomma tutta una serie di iniziative che si stanno mettendo in cantiere e che si stanno appunto preparando per presentare alla città qualcosa di importante che vada ad impegnare in primo quei giovani di cui parlavamo prima e poi anche appunto una società che ha bisogno di ritrovare nel suo teatro un punto anche di aggregazione e un punto di entusiasmo per tutto l'indotto che ci sta attorno. Noi intanto abbiamo visto le immagini mentre parliamo di questa straordinaria struttura e abbiamo dato tante informazioni, quindi collegatevi insomma su tutti quelli che sono i canali di riferimento di questo teatro. Noi con l'assessore Sidoti ci vedremo alla fine per i saluti finali, proprio nella stanza del sindaco che ci ha accolti e adesso vediamo un po' dove è andata Anna, perché non lo so, scopriamolo insieme, vediamo. Tra una meraviglia e l'altra mi concedo un momento dolce o, perché no, anche salato. Sono al Tool Bar, uno dei punti d'incontro più famosi della città di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si possono assaggiare tantissime prelibatezze. Anzi, sento un certo profumino, mi è venuto un certo languorino. Salve, possiamo ordinare? Sì, grazie. Sono indecisa tra il dolce e il salato, cosa mi puoi consigliare? Allora, per il dolce le posso consigliare qualche granita, che siamo molto conosciuti per le granite, abbiamo pistacchio, mandorla, frutti di bosco, more, oppure per il salato possiamo preparare una piadina o una degustazione di formaggi, salumi o un abbondante aperitivo. No, scelgo una granita. La granita. Le posso consigliare la granita al pistacchio con panna? Ok, con la granita pistacchio con panna, con brioche, aggiudicato, grazie. E in attesa della granita un piccolo momento, un piccolo spazio dedicato alla nostra band Atmosfera Blu con il videoclip di un brano tratto dal tour estivo 2015, Ancora musica o Ancora musica. Sai che colore ho io, se non vuoi respirare con me, io vivrò anche senza di te. Sabbie immobili sotto di noi e sei tu il più debole ormai, io e te divisi a metà, io e te, più distanti, più in là, più in là. Io nascerò dove ti ho lasciato, nascerò. Non avrò paura più del tuo maestrale, non voglio più affondare. Io nascerò, per me sola ancora nascerò. Nessun vento mi potrà
scriverò un'altra volta, nonostante tu sia la mia rondine andata via. Sei il mio volo a metà, sei il mio passo nel vuoto. Dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, unico amore che rivivrei. Sai di vento del nord, sai di buono ma non di noi. Stessa luna a metà, sei nel cielo sbagliato. My love. Nonostante tu sia la mia rondine andata via, stessa luna a metà, sei nel cielo sbagliato. Grazie. Grazie. Sala ricevimenti Tempio di Giove. Il banchetto delle tue nozze è organizzato in un luogo ideale e raffinato affinché diventi un matrimonio da sogno. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. Ampi locali, rinomata cucina, dove eleganza e professionalità sono al tuo servizio per un giorno unico e irripetibile. L'incantevole giardino, curato in ogni particolare, fa da cornice a una suggestiva cascata, divenendo uno scenario naturale per le tue foto. Tempio di Giove, via Catania 6, Mongiove di Patti, Messina. Telefono 0941 31 76 30. Che piacere riprendere la linea da quello che comunque ci tocca più da vicino, cioè la musica, lo spettacolo. Abbiamo assistito ad un momento della nostra tournée estiva. Ma adesso continuiamo a parlare naturalmente di Barcellona Pozzo di Gotto e dei suoi tesori. Abbiamo scoperto insieme all'assessore Sidoti il Teatro Mandanici. Sono in compagnia di un altro assessore. Devo dire che insomma, ecco, sono più contento io, da maschietto sono un po' più contento, sono in compagnia dell'assessore Torre. Benvenuta a Musica e dintorni. Grazie, grazie a voi. Abbiamo parlato del Teatro Mandanici e adesso invece siamo all'interno di, di un edificio importante, storico per Barcellona, il Villino Liberty, noto anche come Villa Arcodaci, ed è uno degli edifici in stile Liberty più importanti di tutta la Sicilia. Possiamo saperne qualcosa in più? Sì, assolutamente sì, siamo all'interno di uno dei fiori all'occhiello della città di Barcellona Pozzo di Gotto. Questa villa rappresenta per i barcellonesi motivo di orgoglio. È una villa che è stata costruita nel 1911 per volere del barone Foti, poi meglio nota come Villa Arcodaci. È una struttura che è stata riconsegnata ai barcellonesi nel 2014 a seguito di lunghi lavori di ristrutturazione durati per circa 6 anni, e nel 2014 ci siamo riappropriati di un pezzo della nostra storia, della nostra cultura, della nostra civiltà. Questo è un posto in cui si respira un'atmosfera magica, sì, fantasiosa, a tratti anacronistica, e quindi certamente siamo orgogliosi di averlo a Barcellona. Sì, assolutamente sì, peraltro in un punto strategico della città,
all'incrocio tra due delle principali vie della città. Un luogo in cui il fervore culturale si incrementa forse come in nessun altro luogo. Assolutamente sì, sicuramente un edificio importante che vede e ha visto e vedrà sicuramente anche delle mostre temporanee. Noi possiamo ricordarne alcune, per esempio quella visto che l'abbiamo citato, sul vecchio ma anche nuovo Teatro Mandanici, ma non solo. No, non solo, sicuramente ne sono state organizzate soprattutto di recente tante, una proprio quella che dice lei in onore del vecchio Teatro Mandanici, ma sono state di recente organizzate anche delle mostre sul libro antico, mostre attinenti alla valorizzazione del territorio, concorsi fotografici legati sempre allo stile di questa villa, allo stile Liberty, e quotidianamente siamo al lavoro per vagliare le numerose richieste che le associazioni e gli artisti locali e non solo locali ci fanno pervenire con una frequenza sempre maggiore, proprio perché tutti avrebbero voglia di poter fare le loro mostre, le loro esposizioni all'interno di questo luogo veramente particolare. Noi speriamo che Musica e dintorni possa essere veicolo, come proprio lo scopo di questo programma, quello di farlo, perché no, io dico anche da barcellonese, scoprire ai barcellonesi che come me non lo conoscevano approfonditamente, ma soprattutto ecco, di portare il turista in questo edificio sicuramente di grandissima valenza, non solo storica. Possiamo ricordare, oltre al Villino Liberty, comunque altri centri di aggregazione culturale a Barcellona? Sì, assolutamente sì, i centri in cui il fervore culturale a Barcellona Pozzo di Gotto può essere e viene alimentato sono tanti, e abbiamo visto insieme a voi il teatro con l'assessore Sidoti, questo villino, ma come non fare riferimento anche a dei luoghi privati che rappresentano un grande patrimonio per la città e che hanno fatto conoscere il nome della nostra città non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Mi riferisco al Parco Museo Ialari, al Museo Epicentro di Gala e al Museo Etnostorico Cassata. Ma quando si parla di arte, di cultura a Barcellona Pozzo di Gotto non si può non dire che oggi sul territorio sorge un centro culturale polivalente che si trova nei pressi della ex stazione ferroviaria, quindi vicino al parco dedicato al Maggiore La Rosa, dove vengono erogati servizi di arte contemporanea e dove le attività che sono state organizzate soprattutto a conclusione dell'anno 2015 sono state veramente tante e tutte molto interessanti. Bene, mi viene anche da citare, ecco, a proposito del centro che ha appena nominato, la vecchia stazione che comunque si trova, ecco, proprio insomma, in quei paraggi, uno dei monumenti, anche se vogliamo rappresentativi di questa città, il Seme d'Arancia, realizzato dal maestro Emilio Sgro, è collegato proprio nella piazza antistante la vecchia stazione ed è stato inaugurato nel 1998. Tra l'altro è stato anche diciamo così, apprezzato e visto dai milioni di visitatori dell'Expo. Esattamente, certo, perché una riproduzione fedele del Seme d'Arancia è stata esposta fino allo scorso mese di ottobre all'Expo di Milano, e questa è una scultura inaugurata, come diceva lei, nel 98, il primo giorno di primavera del 98, che ha fatto girare il nome della nostra città e di Emilio Sgro ovunque, perché credo che ormai non ci sia più nessuno che non lo conosca. È il simbolo di un artista concettuale che attraverso questo seme, simbolo di fertilità, ha voluto simboleggiare e quindi poi trasmettere un messaggio di rinascita, di ricrescita, e quindi è uno dei fiori all'occhiello anchesso del nostro territorio. Barcellona Pozzo di Gotto, quindi sì, assolutamente come sì. No, quindi quando si parla insomma di arte, di cultura, potremmo continuare a parlare per ore. Come non ricordare l'esistenza sul territorio di due biblioteche che vantano un patrimonio librario di inestimabile valore. Mi riferisco alla biblioteca Nannito di Giovanni e alla biblioteca situata nei giardini dell'Oasi, che è specializzata in un'editoria giovanile, quindi dedicata ai più giovani. C'è tanto da vedere, tanto da vedere. Tantissimo. Questo è il primo appuntamento
che noi diamo da Barcellona Pozzo di Gotto, chi lo sa, ci torneremo sicuramente in futuro. Noi con l'assessore ci ritroveremo tra poco, perché i saluti finali li faremo insieme all'assessore naturalmente Sidoti, anche al sindaco e all'assessore Torre. Vogliamo aggiungere qualcosa in conclusione? In conclusione, cosa dire? Il tessuto culturale di Barcellona Pozzo di Gotto, avete avuto qualche piccolo esempio, è ricco e si caratterizza per il suo splendore, per la sua unicità. Ritengo di poterlo dire da cittadina barcellonese e da rappresentante di un'istituzione con fermezza, senza temere di poter essere smentita. Assolutamente sì. Ci vediamo allora dopo per i saluti finali, intanto si continua con la musica. Grazie Giuseppe, allora rompiamo il ghiaccio, speriamo solo quello, la vetrina, definiamola meglio la radio in TV in maniera originale, non abbiamo ovviamente la voglia né tantomeno il tempo di copiare i grandi networks, sarà un'esperienza assolutamente innovativa questa, e quindi dopo i saluti rivolti a Giuseppe Santamaria, la radio in TV si apre con... Angelo Italiano. Angelo Italiano, brevissima scheda di presentazione. Vengo da Barcellona Pozzo di Gotto, ho 28 anni e sono un architetto. Sei un architetto che è appassionato di musica, è difficile mettere insieme l'architettura con la musica, Angelo? No, perché secondo me anche l'architettura come la musica è anche un'espressione, una forma d'arte, quindi secondo me possono andare... D'accordo, sì. In sì. fondo sono anche due forme d'arte dinamiche, diciamo così. Io preferisco la musica all'architettura. Sì. No, vabbè, io diciamo che sì, l'architettura è la mia prima passione, la musica è un hobby, ecco, diciamo. È un hobby, ecco. Allora, chissà però che oggi tu attraverso questa vetrina non possa trovare la chiave di un nuovo lavoro, magari di un successo. Chi lo sa? Chissà. Allora, una domanda che faremo a tutti coloro i quali passeranno, tra virgolette, da questa vetrina espositiva. Musica e dintorni, che cosa ti fa pensare? Beh, allora, la musica mi fa pensare, diciamo, appunto, come ho detto, una forma d'arte libera, e io penso che comunque attraverso questa manifestazione, attraverso la musica, anche la musica può diventare uno strumento per rappresentare il nostro territorio, per appunto descrivere anche il nostro territorio. Infatti Musica e dintorni è una manifestazione che oltre alla musica farà sicuramente anche mostrare il territorio del appunto del nostro circondario. Certamente, no? E lo valorizzerà soprattutto, sì. Come sicuramente tu valorizzerai la canzone che hai scelto di interpretare, che è una grande canzone di un grande artista italiano, ovvero sia Tiziano Ferro, e la canzone L'amore è una cosa semplice. Auguri. Grazie. Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo nutre un dubbio. Non sarà mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo da oltraggio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro. È quel destino che nessuno ha mai scelto, e poi l'amore è una cosa semplice, e adesso te lo dimostrerò. Questo sono io, e sono io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, e bruciando ricordi ed essendo sincero rimango presente ma non sono com'ero.
e quella voglia di dirti ridendo che ti verrò a prendere con le mie mani. E sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, è quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice e adesso te lo dimostrerò. Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell'amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo, sì, sei il mio cielo. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, è quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice e adesso te lo dimostrerò. Io adesso te lo dimostrerò. Io te lo dimostrerò. Eccoci giunti alla fine della prima puntata, del primo appuntamento di Musica e dintorni. Abbiamo visto veramente quelle che sono le meraviglie della nostra, perché noi siamo barcellonesi, come abbiamo detto all'inizio della puntata, siamo barcellonesi e quindi le meraviglie della nostra Barcellona. Concludiamo con quello che sarà un po' quello che chiederemo a tutti i sindaci, a tutti insomma i paesi che ci ospiteranno. E quindi, sindaco, il turista che viene a Barcellona, siamo anche famosi per la nostra cucina, come ha detto lei, cosa non può non assaggiare? È quasi imbarazzante perché di ricette barcellonesi e pozzocottesi ce ne sono tantissime, ma la prima che mi viene in mente è i maccheroni col sugo, pietanza e piatto molto molto prelibato e quei bei sughi densi. Mi viene già l'acquolina in bocca. Allora pensiamoci, e invece poi le voglio anche chiedere questa cosa. Barcellona Pozzo di Gotto, in dialetto, come si dice? No, lo facciamo dire all'assessore Sidoti. Spiazzato altrettanto, Barcellona. Barcellona, oppure qualcuno dice pure Baccialona. Andiamo a Barcellona, andiamo a Barcellona, Barcellonesi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo anche svelato. Sicuramente sono dei dialetti che devo riconoscere, soprattutto negli nostri cittadini, nei nostri abitanti giovani vanno un po' scemando, anzi bisognerebbe incentivare, ma come parte a mio avviso culturale da riconoscere, da sapere, e quindi è un dialetto sicuramente che a volte in alcune parti sociali non viene più seguito, mentre in altrettanto parti sicuramente ha dei significati che a volte con una sola sillaba, una sola parola sintetizza un discorso molto lungo. Ma del resto è la storia dei dialetti siciliani in genere, dei dialetti in generale, hanno un loro fascino, hanno una loro antichità che a mio avviso bisogna riconoscere, bisogna sapere, bisogna studiare. Ha dato ancora un altro spunto, un detto, un proverbio tipico di Barcellona Pozzo di Gotto. Anche qui ce ne abbiamo tanti, io ne ricordo uno perché lo dico sempre alle mie figlie: il tempo passa, a gira squaglia usanto non cammina. E con queste parole Giuseppe Santamaria e Anna Maria Lanza, il sindaco dottor Materia, l'assessore Sidoti e la bellissima Ilenia Torre, assessore anche lei, vi danno un grande saluto da Barcellona Pozzo di Gotto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao! Pasticceria Gelateria Delisi. Il gusto secondo tradizione. A Barcellona Pozzo di Gotto, via Statale Oreto 126.